In un secolo mai passato si nascondeva un castello incantato, in un posto così riparato che mai alcuno l'aveva visitato. Dalla verde collina circostante si scorgeva la torretta dominante, con in punta una bandiera rossa che si vedeva pure dalla fossa. Per arrivare nello strano posto il cammin nella foresta era proprio tosto. Capitava di incontrare tra ombra e sole uccelli, funghi, margherite e viole. Tutto attorno al gran castello scorreva lento lento un bel ruscello. Trote e lucci lì dentro nuotavano e sempre allegri e contenti sguazzavano. Forse a maggio o forse ad aprile, l'unica certezza era un anno bisestile, ecco un cacciatore partir col suo cagnetto e perdersi ad un tratto in mezzo ad un boschetto. Cammina, cammina, vide infine il bel ruscello che circondava l'enorme castello. Trovò per caso una zattera abbandonata dove svelto salì per fare la traversata. Navigando per il fiume tra mille disavventure, d'un tratto ecco un cancello con grandi serrature. Si aprirono i portoni con gran sorpresa per fare entrare un uomo col carrello della spesa. Scattando con un gran balzo felino, il cacciatore si trovò dentro il giardino e guardando in alto verso la torretta vide scendere proprio una strana scaletta. Ad un tratto, con una torcia in mano, ecco apparire un signore strano. Aveva in testa una corona d'oro ed un naso rosso come un pomodoro. Di lì a poco, ecco scendere dalla torretta l'uomo con in spalla una bella giovinetta. E il cacciatore rimase stupito a guardare, da non capire perché tanto faticare. L'uomo pose la giovinetta su una poltrona che trascinò a fatica perdendo la corona. E a questo punto il cacciatore sfinito si trovò disteso con il fido compagno assopito. Al risveglio scorse poi la giovinetta riportata in spalla in cima alla torretta e vide ancora il re affaticato ridiscendere la scaletta senza fiato. Scorrevano veloci giornate e ore per incuriosire tanto il nostro cacciatore. Così durò la stessa tiritera, ogni mattina, pomeriggio e sera. In una notte buia come tante, si udì dalla torretta un pianto straziante e fu allora di fronte a quel mistero che il cacciatore trovò un coraggio da guerriero. Salì di corsa in cima alla torretta e si trovò di fronte ad una porta stretta. Con una forte spinta riuscì ad entrare e vide la giovinetta distesa in terra a lacrimare. Allora prontamente in braccio la prese e sulla sedia lì di fianco la pose. Cercò di consolare la giovine disperata e di capire perché si fosse a terra trascinata. Calmatasi dal pianto, dopo la consolazione, disse: «Dalla nascita vivo in questa brutta situazione». E al cacciator, confuso da così triste parlare, lei aggiunse: «Non posso camminare». Il cacciatore allora chiese alla sfortunata perché quell'uomo facesse della torretta la scalata e lei rispose: «È l'unico modo per potermi spostare e per mio padre, il re, condurmi nel castello a mangiare». Lui stava pensando a come portarla nel castello quando vide in un angolo ruote, chiodi e martello e cominciò di gran lena a lavorare per poi le ruote alla poltrona attaccare. Portata in spalla la principessa bella, la mise sulla poltrona diventata carrozzella e dal giardino provò a farla uscire e il tempo volò da far arrivare l'imbrunire. Sulla carrozza la fece correre e danzare per poter meraviglie mai viste farle ammirare. Alberi, fiori e animali la consolarono della tristezza di anni e anni chiusa dentro la fortezza. Così la principessa ogni sera emozionata aspettava e un momento magico con il cacciatore passava. Tra balli, stelle e passeggiate i due si innamorarono, fino a che il loro sogno coronarono. Grande fu la festa in tutto il castello, con re e regina felici nel giorno più bello, che vide tutti quanti allegri e sorridenti e cacciatore e principessa per sempre felici e contenti.